Scivolata in moto contro un'auto sulla Feltrina, muore a 25 anni dopo 5 giorni di agonia. Non ce l'ha fatta Adam Svizzera, di Alano di Piave. Il dolore e lo shock della comunità. I funerali si terranno al campo sportivo. Si è consegnato ai carabinieri l'autore della tentata rapina avvenuta ieri nel tardo pomeriggio a Venezia. Ai nostri microfoni il racconto del dipendente, il video shock dell'aggressione. Furti, ladri in azione da Martellago a Susegana, dove nella notte diverse persone sono state svegliate da una banda di ladri che stava sfondando la parete di una casa alla ricerca di una cassaforte. Un carabiniere fuori servizio nota il tentativo di borseggio ed interviene facendo saltare il piano di una coppia in Prato della Valle a Padova. Il duo denunciato per furto con destrezza. Sciopero regionale dei rider di Glovo e Deliveroo questa mattina davanti alla prefettura di Padova. Sul tavolo l'emergenza caldo e i mancati guadagni legati al relativo stop. Arrivano nuove misure per aumentare la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato una norma che introduce obblighi più stringenti per gli impianti. Le conseguenze in Veneto. Primo weekend da bollino nero sulle strade a nord-est, decine di migliaia le auto attualmente in circolazione verso il mare e la montagna. La Valsugana già sorvegliata speciale. Dopo il successo straordinario della notte famosissima trasmessa in diretta su Antenna 3, domani il meglio della festa del Redentore con i fuochi, appuntamento alle 21. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Apriamo con la cronaca, con il drammatico schianto in moto lungo la Feltrina. Non ce l'ha fatta Adam Svizzera, il 25enne di Alano di Piave, che era rimasto coinvolto domenica scorsa in un grave incidente stradale. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Ha combattuto tra la vita e la morte per 5 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cafoncello. Il cuore di Adam Svizzera, 25 anni, ha cessato di battere nelle scorse ore. Il dolore della famiglia e dell'intera comunità di Alano di Piave nel Basso Feltrino, dove il giovane viveva. Il ricordo del vice sindaco Michela Simioni, che lo conosceva fin da piccolo. Un ragazzo molto educato, perché anche oggi in paese le voci che sentivo questa mattina dalle persone anziane, i bambini, mi dicevano sì, mi salutava sempre anche quando passava, perché lui aiutava appunto il padre, faceva l'autista in questi ultimi anni degli autobus e magari lo vedevi lì nel cortile di casa che sistemava, puliva, e lui salutava sempre tutti con un sorriso quando passavano, era molto cordiale. Lo scorso maggio Adam era andato in moto alla scuola primaria perché aveva promesso ai bambini di mostrare la moto che lui aveva sistemato. Mi ha chiesto se potevo chiamare i ragazzini di quinta, perché gli aveva promesso che sarebbe passato un giorno per fargli vedere la moto che aveva sistemato in quei giorni. Mi ha detto: ma è nuova? No, non è nuova. E quindi ho chiamato questi ragazzini, sono stati lì un pezzo a parlare di pistoni, tempi, 4 tempi, queste cose, che anzi gli ho fatto la battuta: Adam, potresti venire a fare una lezione tu in classe, dal momento che sono più attenti a te che non noi insegnanti. Maestra, sì, potrei venire, ecco. Una tragedia che ha scosso tutti. Il gravissimo incidente è accaduto lungo la Feltrina a Montebelluna. Il giovane, in sella alla sua Kawasaki, si è scontrato con un'auto, una Dacia condotta da un 60enne. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Secondo la ricostruzione, il giovane bellunese in sella alla moto stava percorrendo la Feltrina in direzione Treviso quando, all'altezza della Sala Slotta a Montebelluna, l'auto è sbucata da una stradina laterale e si è immessa sulla statale proprio nel momento in cui arrivava la moto. Lo schianto violentissimo, il fianco della vettura distrutto, a terra la 2 ruote. Adam era stato subito soccorso dai sanitari e portato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni gravissime, purtroppo non ce l'ha fatta. Il dolore dei familiari e di una comunità che ha sperato fino all'ultimo in un miracolo. Adam amava i motori, le moto, la sua grande passione. Lavorava come autista per la storica azienda di famiglia. Il sindaco di Setteville, Bruno Zanolla, lo descrive come unico e solare. L'ultimo saluto ad Adam sarà nel campo sportivo di Setteville. E la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per omicidio stradale dopo il tragico incidente costato la vita al commercialista Paolo Maccione, 68 anni, di Desenzano del Garda. Sarà l'inchiesta per omicidio stradale aperta dalla Procura di Vicenza a fare luce sulla tragedia avvenuta nella zona industriale di Castelgomberto, costata la vita al commercialista bresciano Paolo Maccione, 68 anni, di Desenzano del Garda.
Il PM di turno, Hans Roderick Blattner, ha disposto il sequestro della KTM 390 guidata dal professionista e dell'auto articolato, condotto da un camionista padovano di 58 anni. I due mezzi saranno sottoposti ad accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica della disgrazia. Maccione si era recato alla concessionaria Hobby Motor di Colnedo per acquistare la KTM, quindi la stava provando quando nella zona industriale di Castelgomberto si è scontrato con il camion che sopraggiungeva dalla direzione contraria in via del Velodromo e viaggiava sulla propria corsia. L'urto è stato violentissimo, il motociclista è morto sul colpo. Gli agenti della polizia locale di Malo, Monte di Malo e Castelgomberto, guidati dal comandante Nadia Fochesato, hanno eseguito i rilievi e acquisito gli elementi utili, comprese le testimonianze, per chiarire la sequenza dell'ennesima tragedia sulla strada di questi giorni nel Veneto. Si è consegnato ai carabinieri l'autore della tentata rapina avvenuta ieri nel tardo pomeriggio a Venezia. Ai nostri microfoni il racconto del dipendente che si è trovato faccia a faccia col ragazzo incappucciato, il video shock della colluttazione. Ecco la scena ripresa da alcuni turisti sconvolti per quello che stava accadendo all'esterno della sala slot in Calle delle Due Spade a Venezia, dove poco prima un 26enne era entrato tentando una rapina. Non era però preparato alla reazione di Andrea, il dipendente 43enne che ha avuto sangue freddo affrontandolo. E mi si presenta davanti, sono tipo intabarrato, tipo passamontagna, occhiali, che poi era un sacco dell'immondizia in testa, e mi punta una mitraglietta che non riconosco che è finta, e tanto che al momento penso sia uno scherzo, solo che dopo pochi secondi entra in ufficio, dà il calcio alla porta, entra in ufficio e mi punta la mitraglietta al petto, al che io mi alzo, cerco di disarmarlo e lo inseguo per buttarlo fuori dal locale. A quel punto il dipendente è riuscito a trascinare fuori il 26enne e all'esterno della sala slot c'è stata un'ulteriore colluttazione. Come si vede nei video girati dai turisti, mentre le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale sono al vaglio degli investigatori. Una volta all'esterno, il 26enne è riuscito a dileguarsi mentre Andrea si rialzava. Nel momento in cui ho realizzato quello che stava succedendo, ho avuto quel secondo di paura che mi ha fatto reagire in questa maniera. Non si era reso conto che poco prima il 26enne l'aveva colpito alla testa con la finta mitraglietta. Sul filmato si vede che mentre io lo placco, lui divincolandosi mi colpisce, non so se sembra che sia lui a colpirmi e mi fa la ferita sulla testa. Quindi lei lì per lì non se ne è reso conto? No, mi sono reso conto di essere ferito dopo che sono tornato dentro, che avevo la maglia piena di sangue. Solo in seguito il dipendente si è reso conto di quello che era accaduto e del fatto che sarebbe potuta andare peggio. Ho realizzato subito quello che è successo. Il mio pensiero è andato a mia moglie e mia figlia, che sono in vacanza e si sarebbero preoccupate, però io non potevo non dirglielo perché se mi chiamano e non rispondo si preoccupano ancora di più. E a distanza di un giorno, diciamo che da 24 anni circa che lavoro in questo settore, questa è la prima volta che succede una cosa così, diciamo, importante. È stato un bene quello che sia accaduto, perché in quel momento lì non ci vedevo più e avrei fatto qualcosa che magari non dovevo fare. Nelle ore seguenti il 26enne è stato inseguito tra le calli dalle pattuglie e delle volanti della questura, ma alla fine si è consegnato spontaneamente in una caserma dei carabinieri. Il messaggio di Andrea è chiaro: imprenditori, cittadini e non solo, dice, non sono abbastanza tutelati. Alle persone che hanno un'attività, ai poliziotti carabinieri, che non possono fare niente purtroppo. Le leggi non si tutelano, ok, è vero, però dovrebbero aver modo i politici, il governo, di poterle cambiare e non che vengano bloccati in qualsiasi momento. E le persone quando fanno queste robe qua non potessero più aver modo di farle, e quindi la punizione giusta è dentro. Ed ancora da Venezia, rissa a colpi di spranga e coltello, 20 giorni di prognosi per un 20enne tunisino appartenenti ad uno dei clan che stanno terrorizzando il centro storico.
Sangue tra i masegni dell'erbaria, nel cuore di Venezia, ennesima notte di violenza che ha scosso il centro storico. Erano da poco passate le 4 del mattino quando una rissa è degenerata in un'aggressione a colpi di coltello e spranga. A dare l'allarme i residenti svegliati dalle urla provenienti da Campo Bella Vienna. All'arrivo dei soccorsi un ventenne tunisino giaceva a terra, ferito alla testa e raggiunto da una coltellata alla schiena. Trasportato in ospedale se la caverà con una prognosi di 20 giorni. Il secondo giovane coinvolto è stato individuato circa 2 ore più tardi a Piazzale Roma. Profonde le ferite alle braccia che hanno lasciato strisce di sangue nelle calli. Agli agenti ha raccontato di essersi ferito mentre cercava di separare i contendenti ma ha rifiutato il ricovero. Secondo i primi accertamenti della polizia, i 2 ventenni appartengono alle famiglie tunisine Sakka e Mallat, protagoniste dei mesi scorsi dei violenti scontri in città. Questa volta però i 2 giovani sarebbero stati alleati contro un gruppo di ragazzi sudamericani. Gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Determinanti per le indagini saranno ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona di Rialto. E da Venezia alla Marca trevigiana, ladri scatenati nella notte a Ponte della Priula. I malviventi hanno preso a picconate il muro di una casa. I colpi erano talmente forti da svegliare un intero quartiere. Verso le 2 di notte abbiamo sentito dei colpi tremendi, penso avessero un piccone, una mazza e battevano su. Al momento pensavamo fosse un'abitazione e poi invece ci siamo accorti che erano vicine alla nostra casa. Notte di paura a Ponte della Priula, dove i ladri hanno preso di mira un'abitazione a Schiera in via Mandre. I proprietari non erano in casa. A raccontare l'accaduto i vicini, svegliati di soprassalto dai colpi fortissimi con i quali i malviventi, dopo aver scassinato una finestra, sembravano quasi voler buttar giù il muro della villetta. Ho aperto il balcone per vedere cosa c'era, al momento si sono fermati, come l'ho richiuso hanno finito il lavoro. Ma c'erano dei colpi tremendi e siamo usciti fuori ma non c'erano già più. I colpi erano talmente forti da essere uditi anche dalla famiglia che abita dal lato opposto della strada, dove moglie e marito stavano dormendo. È stato lui a chiamare i carabinieri dopo essere uscito di corsa. Lui ha visto qualcuno scappare e la macchina l'avevano là praticamente. Abbiamo chiamato i carabinieri e tutto quanto. Sono arrivati ma sono andati a vedere e era tutto un disastro, insomma, ecco. Però non hanno portato via, mi sembra, niente insomma di grave. Ho parlato con la signora ma niente insomma e basta. C'era anche la signora qua che sembrava che gli buttassero giù il muro perché con i botti veramente per tirare fuori anche questa cassaforte. I ladri erano almeno in 2, pare di giovane età. Forse un terzo complice li attendeva all'esterno in auto. Potrebbero essere gli stessi che hanno colpito qualche chilometro più avanti, anche in via Asilo a Santa Lucia di Piave. Quello che è certo è che lo spavento della notte non sarà facilmente dimenticato. Dopo le 2 non abbiamo più dormito, anche perché tra la tensione e la paura non abbiamo più dormito. Non è roba di tutti i giorni. La paura c'era. Anche perché al momento avevamo anche noi il balcone in spesa per il caldo e chissà mai che se sono venuti dietro arrivavano anche dentro da noi. E dopo dalle 3 alle 4 c'è anche l'adrenalina e tutto quanto, perché sapevamo, l'abbiamo visti e tutto. Fa paura, sì, fa paura, sì. E paura anche a Olmo di Martellago per i ladri che sono entrati dal piano superiore per rubare all'interno di un'abitazione dove c'erano anche i proprietari. Erano circa le 21:30 di una sera d'estate. I coniugi residenti in via Silvio Pellico a Olmo di Martellago, finito di cenare, stavano guardando la televisione in salotto. Un rumore sospetto ha allertato il proprietario della casa, che è corso al piano superiore per vedere da dove provenisse. È stato in quel momento che si è trovato faccia a faccia con i ladri. Incappucciati si erano fatti strada al piano superiore dal giardino. Saliti dalla terrazza del primo piano hanno prima alzato la tapparella, poi mandato in frantumi una grande porta finestra. Quello il rumore sospetto che ha fatto sobbalzare la coppia dal divano. Appena si sono diretti al piano superiore, i 2 malviventi sono fuggiti a gambe levate. Esasperati i residenti. Questa situazione, dicono, deve finire.
Un carabiniere fuori servizio, nota il tentativo di borseggio ed interviene facendo saltare il piano di una coppia in Prato della Valle. È successo a Padova quando il militare ha visto due persone muoversi in modo sospetto vicino ad un passante. Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo avrebbe utilizzato una mappa per coprire i movimenti della donna, che avrebbe aperto lo zaino della vittima cercando di rubare il contenuto. L'intervento immediato del militare ha fortunatamente evitato il furto. Sul posto sono arrivati altri carabinieri che hanno fermato i due, un uomo e una donna di 39 e 35 anni, poi denunciati a piede libero per tentato furto con destrezza. Un'intera vita trascorsa tra i cantieri fino all'ultimo giorno di lavoro. Ora saranno gli accertamenti a stabilire cosa abbia causato la morte di Fernando Bottaro, l'85enne deceduto a Teolo. Resta ancora da chiarire cosa abbia provocato la morte di Fernando Bottaro. È questo il principale interrogativo sul quale stanno lavorando gli inquirenti dopo la tragedia avvenuta nel cantiere di Via Selvatico a Teolo, dove ha perso la vita l'artigiano di 85 anni residente ad Abano Terme. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava lavorando per la ditta del figlio al primo piano di un'abitazione privata, quando avrebbe accusato un malore, probabilmente un infarto. Subito dopo ha perso l'equilibrio, precipitando dalla scala e battendo violentemente la testa. I sanitari del SUEM 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Fernando Bottaro aveva dedicato la sua vita all'edilizia, nonostante gli 85 anni, continuava a lavorare nell'impresa di famiglia, oggi guidata dal figlio Omar, affiancando ancora l'attività in cantiere. Un legame con il lavoro che non aveva mai interrotto e che si è spezzato proprio durante quella che doveva essere una normale mattinata. Bottaro lascia la moglie Maria e i figli Omar e Cristina come l'ennesima vittima sul luogo di lavoro. Una vittima di 85 anni sul luogo di lavoro, per questo evitiamo qualsiasi tipo di commento su come mai una persona si possa trovare sul posto di lavoro a 85 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri tecnici dello Spisal, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Sarà ora l'attività investigativa a chiarire l'esatta sequenza dei fatti. Gli accertamenti dovranno stabilire se il decesso sia stato causato esclusivamente dal malore oppure se la caduta e le gravi lesioni riportate abbiano avuto un ruolo determinante. Per questo il cantiere è stato posto sotto sequestro, mentre la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sciopero regionale dei rider di Glovo e Deliveroo questa mattina a Padova. Sul tavolo l'emergenza caldo e i mancati guadagni legati al relativo stop. Pagare affitto, loro pagare bollette, tutto cose loro paghiamo. Come si pagare che una persona 500 euro un mese guadagna? Come funziona questa vita? Nadim fa il rider dal 2020, un lavoro che spesso ti mette a dura prova e troppo spesso ti fa arrivare senza soldi a fine mese. Una situazione fragile che si aggrava ancora di più con lo stop imposto dal presidente Alberto Stefani per l'emergenza caldo. L'ordinanza vieta infatti l'attività tra le 12:30 e le 16 e questo vuol dire meno guadagni. Per questo i rider di Glovo e Deliveroo in Veneto hanno incrociato le braccia per chiedere più garanzie economiche durante gli stop imposti dall'ordinanza regionale. Nidil CGL e CGL Veneto hanno organizzato un presidio in Piazza Antenore a Padova. Al centro della protesta l'assenza di un sostegno al reddito per i lavoratori costretti a fermarsi nelle ore più calde. Secondo il sindacato la misura tutela la salute ma lascia i rider, spesso in partita IVA o occasionali, senza entrate. Nidil CGL chiede quindi un fondo finanziato dalle piattaforme e un intervento della regione con ristori economici. Il problema di questi lavoratori, a differenza per esempio di quelli dei cantieri, è che non sono lavoratori dipendenti, non vengono considerati lavoratori dipendenti e quindi non hanno la cassa integrazione, non hanno nessun tipo di ristoro, per cui il blocco diventa direttamente una mancanza di reddito per dei lavoratori che già hanno un reddito molto basso e condizioni di lavoro complicate, difficili e faticose. Durante la mobilitazione i sindacati hanno avuto l'occasione di confrontarsi con il viceprefetto. Cosa abbiamo ottenuto nell'immediato? Nulla, ma perché? Perché non abbiamo ottenuto nulla? Perché è una situazione che ormai esiste, la crisi climatica, peccato che ogni anno noi pensiamo che sia eccezionale e ogni anno aspettiamo quei 2 o 3 giorni di caldo. Questo è stato il primo anno in cui il caldo è durato un mese, l'anno prossimo sarà probabilmente uguale, quindi è un problema strutturale. Quello che i rider stanno facendo adesso è spingere l'opinione pubblica italiana a ragionare su crisi climatica, lavoro, sostenibilità, non solo per loro ma per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti. Per la categoria la sfida è quindi trovare un equilibrio tra diritto alla salute e tutela del reddito, perché
nessun lavoratore debba pagare il prezzo di un'emergenza climatica. Era bello considerarli gli angeli quando durante il 2020 avevamo tutti bisogno delle loro consegne, ma adesso vengono considerati la parte di dietro di un sistema che praticamente li sfrutta sostanzialmente e basta. Dopo i tragici incidenti delle ultime settimane arrivano nuove misure per aumentare la sicurezza nelle piscine. La Camera ha approvato una norma che introduce obblighi più stringenti per gli impianti. La disavventura di una bambina rimasta incastrata per alcuni istanti con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano, fortunatamente senza gravi conseguenze, è solo uno dei tanti recenti esempi di gravi incidenti nelle piscine delle ultime settimane. Ora però arrivano nuove misure per aumentare la sicurezza in queste strutture. La Camera ha infatti approvato una nuova norma che introduce obblighi più stringenti per gli impianti. Con 244 voti favorevoli e un sostegno bipartisan, l'Aula ha dato il via libera a un emendamento al decreto sport che impone standard più severi per gli impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dovranno infatti essere adeguati per eliminare il rischio dell'effetto ventosa. Gli impianti non in regola saranno chiusi fino alla nuova messa a norma. Per quello che riguarda le strutture pubbliche, siamo in un mondo un po' già avanti da questo punto di vista, perché le strutture pubbliche sono già di suo senza questo tipo di problematica. Tutto quello che riguarderà il decreto riguarderà probabilmente tutte quelle mondo piscine del privato, degli hotel, dei camping, dove questo tipo di impiantistica probabilmente era ancora fuori da questo tipo di normativa. L'obiettivo è quello di impedire il pericoloso effetto ventosa. Negli impianti a norma il ricircolo dell'acqua avviene attraverso sistemi progettati per distribuire il ricircolo in sicurezza. In termine tecnico si chiama deck level, che è quella cosa che si vede, lo sfioro dell'acqua, l'acqua scivola sul bordo delle mattonelle che praticamente si vedono a bordo vasca, cade in una cannelletta, la cannelletta scende dentro un'altra piscina che è sottoterra, che si chiama vasca di compensa, in termini ogni piscina ha una vasca di compensa, la vasca raccoglie l'acqua per caduta, quindi non c'è aspirazione ma è solo per caduta, e dopo viene presa da delle pompe, ma da quella vasca che è sottoterra, appunto non è accessibile al pubblico, viene trattata, rimessa in vasca, scaldata, quindi le bocchette che si vedono normalmente nelle piscine pubbliche sono solo di immissione, quindi arriva l'acqua, non aspirano. Il tracciato della TAV ad est del capoluogo. Sono appena tornati da Roma i sindaci dei comuni ad est di Vicenza che hanno visionato il progetto di RFI. Siamo sereni, da noi non ci sarà lo scavalco della linea, dicono. Il progetto ora è blindato. Era importante definire, avere la certezza che i binari per quanto riguarda i nostri territori i nuovi binari passano a nord, perché questo significa confermare la progettazione aggiuntiva che abbiamo elaborato e i nostri contributi progettuali. Era questa la mission che si erano dati i primi cittadini di Torre di Quartesolo, Grumolo della Badessa e Grisignano di Zocco, che avevano chiesto di incontrare a Roma i progettisti di RFI e i rappresentanti del Ministero per fare il punto sul progetto del terzo lotto della TAV che attraversa i loro territori. Il bilancio dei sindaci dopo il colloquio è positivo. Ciascuno ha visto recepite le osservazioni fatte al progetto preliminare e soprattutto scongiurato il punto dello scavalco della vecchia linea ferroviaria, il cosiddetto salto del Montone nei loro territori. Per esclusione, il nodo controverso resta quindi in capo a Vicenza. Per cristallizzare la situazione e far partire al più presto i lavori sarà necessaria una ratifica dei rispettivi consigli comunali. Roma ci invierà tutta la documentazione, cerchiamo di preparare una delibera da passare nei nostri consigli comunali, sia nei nostri 3 comuni ma anche nei comuni padovani. Questo può permettere a IRICAV, in pendenza di una decisione di Vicenza, di poter, una volta finanziato, partire e anticipare i lavori partendo dal confine Vicenza-Torre di Quartesolo per proseguire fino all'ingresso della stazione di Grisignano. Questo comporta un mancato danno economico di circa 60.000 euro al giorno. Siamo molto soddisfatti perché la gran parte dei nostri contributi sono stati recepiti
investiti nel progetto ferroviario, che diventerà, spero quanto prima, un lotto costruttivo finanziato e che quindi si possa avvicinare il tempo di esecuzione dei lavori. Le nostre richieste, soprattutto in relazione allo snodo stazione ferroviaria, sono state quelle di implementare ulteriormente il parcheggio rispetto a quanto presentato in progetto. Oltre a questo, che la stazione non diventasse un luogo, non diventi un luogo morto ovviamente, ma un hub integrato per la viabilità ciclopedonale ferroviaria. Siamo alla vigilia del primo weekend del grande esodo estivo. Uno dei punti critici per gli spostamenti sarà ancora una volta la statale Valsugana. Vediamo. Rosso tendente al nero è la classificazione dell'intensità del traffico per quest'ultimo weekend di luglio, il primo dei grandi spostamenti per le vacanze. ANAS prevede 27 milioni di veicoli in spostamento nelle prossime ore in tutta Italia sulla rete di sua competenza, con blocco del traffico pesante già tra le 16 e le 22 del venerdì, dalle 8 alle 16 del sabato, dalle 7 alle 22 della domenica. Resteranno aperti solo i pochi cantieri inamovibili. In cima alla lista dei punti critici, un vero punto nero, c'è la strettoia di Carpanea Valbrenta. L'incrocio fra i tiri in mezzo alle case è spesso complicato e porta a inevitabili rallentamenti. Lo stesso semaforo, che regola automaticamente i flussi grazie a un sensore in uscita, pur nella brevità del rosso, provoca inevitabilmente code in entrambe le direzioni, anche in una normale tarda mattinata di un giorno feriale. Sulla statale 47, sul cronoprogramma dei lavori per il raddoppio, è arrivata anche un'interrogazione alla giunta regionale dei consiglieri Lovat e Sciunski di Resistere Veneto, che sollecita i prolungamenti a nord di A31 e A27. La destinazione pare però ancora lontana. Intanto fate buon viaggio, guidate con prudenza. Lo spettacolo dei fuochi pirotecnici in bacino San Marco, la festa sulle barche e lungo le rive, tutto il meglio della notte del Redentore dopo il grande successo di sabato scorso, e la diretta record di ascolti su Antenna 3 torna sulla nostra emittente domani sabato alle 21 con uno speciale che ne ripercorrerà i momenti più belli. Grazie alle immagini e alle voci raccolte dai nostri inviati rivivremo un evento che ha portato a Venezia oltre 100.000 persone, tenuto incollati 550.000 telespettatori davanti alla TV. Emozioni, tradizione e festa con il meglio della notte famosissima sabato a partire dalle 21 su Antenna 3. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Subito dopo la sigla, come sempre, le previsioni del tempo. Arrivederci.